zappa. Eccolo qua, ciao Barda. Musica Zodo! Ben ritrovato. Vai, banana, aspetta calcio. Banana. Eccola. Vai col gombio fuori. Adesso un balletto estivo, sperando che si possano fare i balletti estivi, qua, però grande Barda. Musica Zodo, aspetta che mi alleno. Che verde! Va avanti che verde! Ma non c'era passato. Diavolo Becovezzi. Ciao Barda. Sì. Ciao, Ciao, come va? Enzo. Hai Tutto visto, bene? hai visto che sei nel cuore dei telescoltatori che ti Fa mandano piacere. messaggi. Come sei? Cioè, Sì. mi fa piacere, cioè perché lo capisci? Mi sono uno velori, non so se mi Sì, spiego. è vero, ma spero anche meglio i nostri ascoltatori, però no, nel senso, cioè, con tutta l'amicizia, vero? Però, Vezzo, quando te mi dici così, Eccolo. Vezzo, mi verrà voi a buttarti dentro a una zettata di cemento. Ti vediamo rilassato, Barda. Cos'è? Ma che sono in Cassanero, Ecco. siamo in zona rossa, cioè, mi tocca stare distante dalla Marisol, dalla Mary Sun. Cioè, non posso mica andare a catarla, capisco come? Non so se vediamo solo in videozzate, cioè, ma la mia stessa Telegram. roba, a parte che la sua spiassi la gana connessione, Vezzo. Cioè, quando se colleghiamo la parla scatti. Cioè, mi, se colleghiamo che mi sono appena fatto la barba, cioè, quando abbiamo finito ho la barba come Pirlo, capito? Cioè, no, la mia è la stessa roba, No, cioè. certo, vero. vero, Cioè, vero. Vezzo, le Tutto come il verga pa- una Ferrari, ma non te che mi escappa a far benza, capisci come? Sì. Cioè, è un paradosso, cioè. Che ne so, le come pa un boccia andare a Gardana Eccolo. senza biglietto, cioè le come giocare a Immagino. nascondino da solo, cioè, le come giocare a scianco senza pimpinera, cioè, lì, le come mangiare il brodo con la forchetta, cioè, non se può mia. Le come ascoltare la musica Zodo senza il woofer, il Twitter, il sticker, cioè, Vezzo, come effetto. Questi sono i prodigi. Quindi sono i prodigi, sì. sono i prodigi. Sì, le come andare dal barbiere dei Luni. Giusto, e guarda, a proposito di barbiere, salutiamo il nostro amico Marino che ci ha mandato un messaggio, neanche a farlo apposta. Ciao sto Marino, un saluto. Me l'ha fatta lui la decolorazione del Corin, sì. Cioè, però Barda, porta pazienza, non Dimmi. potevi trasferirti tu dalla Marisol? Sì, Ormai ma siete allora, congiunti. somare, cioè mia suocera. Sì, Ma detta io, co- cioè, Barda la mi fa, trasferissi te qua. Sì. Pensa, ma sì, io ma sì, to fuori. Cioè. Come, Cioè, si do- chiama? Come si chiama la mamma del... No, che ridi? Tony sei il mio mito. Insomma, ci avrà un nome, sa? Cioè, mi facciamo suocera, tu capisci? suocera, suocera, Sì, ok. però si chiama somare. No, anzi la saluto, ciao Norina. Ok, La Norina. Norina, sì, lei che non che piace mi ha tanto il nome, ma mi ha detto, cioè, sei te che di mia suocera, comunque la Norina, ciao Norina. Cioè, praticamente, ma devo domandare di trasferirmi da loro. Cioè, non vedo, ma si do fuori. Cioè, quando tornavamo già lì e tornavo a casa che aveva il colesterolo che camminava, cioè, con tutto il risottasso, un tasso smarsasso che la fa da mangiare, le pasta su tasse, un tasse, scoloio smarso, le cotoletasse fritte nell'olioiasso smarsasso, poi la fai minestronassi, che te vedessi, con le code gasse grasse e i nervassi, i cicciolassi, ti sei i cicciolassi smarsati. Ecco, l'unica roba, al banco sono riuscito a vederla alla festa della donna, insomma. È vero, dai, almeno Certo. quello, dai, hai portato le mimose. Ho portato su un albero dei mimose. Al mago ho detto, te pianti, siamo a posto per i prossimi anni. Penso uno che mi desmente. Ok. Strano, ho capito. Mi sono fatto un gruppo al Cavacandele, che sarei al fazzoletto, al Cavacandele. No? Certo. Ma come fate a portare su l'albero? Ho messo sul portapacchi della Palio Weekend. Che sta tutto là. Cioè, voleva andare su con la Duna Station Wagon. Che bella, Secondo me era massa lungo. La Palio Weekend la gana altro passa. Ah, sì? E in più che porta su anche un sacchetto di Giarin perché gli piace. No? La passione, la che fa il buso col trapano, fa le colanine, la pittura. però. Le belle colanine di Giarin. Iaca comoda a portarla, che le ha regalato una sua amica, però con dei giarini grassi diventa goba. Secondo me in aprile compisso gli anni, no? Sì. Spero che potremo vedersi perché la mi ha promesso che la mi regala un cerchio in lega brunito del 17. Wow. E dopo la vuol regalarmi anche un altro bruco da mettere dentro nella cappelliera.
No, sì, per l'anniversario, come no? E dopo la vuole regalarmi anche delle tendine nuove. Ah, Sì, sì? una che praticamente che sono me col gombio fuori. E l'altra, scusa? E l'altra con scritto saghetto da guardare. Bellissima, bellissima. Cioè, perché è sempre curioso, no? Te ti fermi certo. al semaforo, no? sì. E ti sei lì col gombio fuori, ti guardi, sai da guardare. Vieni a dirmi qualcosa, me adesso me ho lì te cavo io, sai, vezzo te può vedermi il barda. Anche perché è un attimo cantare quel del formaio. Esatto. Mi sono uno pacifico, Sì, mi sono uno pacifico, mi piace ascoltare la musica col gombio fuori. Bravo. Ma il bar da Sagalo in testa, un'esca da pesca, questo è il messaggio del Bongo. Bongo, dimmelo in faccia. Dimmelo in faccia. Se catemo fuori. Barda, ho sentito dire che la Topalio Weekend è le così triste che te le chiama palio giorni feriali. Pieno. Andrea, vendimelo in faccia. Ti aspetto fuori, dai, vieni. Aspetto Grazie, fuori. guarda. In collaborazione con Busetta e Boton, le ricette de Menona, bontà della tradizione veneta, Mototaxi, i fattorini di Verona, Molin Auto, Massimo Zaglia Autospurghi.